Credevi che fosse partito, invece siamo partiti con la trasmissione, la partenza con la carrozza è stata traumatica, abbiamo rischiato di perdere il presidente del Proloco Migliore d'Italia, che ce l'ho qua a fianco a me, Piero Caffaro. Ciao Piero! Ciao Enrico, e anche ci vediamo di nuovo qua, ai soliti appuntamenti. Ma che bello! Il tempo è magnifico, ma tanto quando c'è Rete 7 fa sempre bello, quindi portate il sole e allora cosa volete di più? Ma soprattutto che inizio di puntata, io, te, Fabrizio che ci riprende, 2 cavalli bianchi, il cocchiere, si chiama cocchiere? Cocchiere, sì, cocchiere. Il cocchiere, e inizia questa Eric Carrozze. C'è la banda musicale che si sta preparando per fare il giro a suonare, la banda musicale di Piobesi con le Majorette. Qua davanti abbiamo Loris Gallo che si sta preparando anche per fare le gadanade e bolle di sapone. Quindi inizia così, inizia con questa allegria, questa giornata ai mercatini di Natale a Bibbiana. Andremo a vedere tante cose belle come sempre. Tanti banchi, quest'anno abbiamo superato il numero di banchi, sta prendendo molto piede dopo la terza edizione, piace venire a Bibbiana alla gente e quindi sono contento che c'è un bel risultato. Hai parlato di banchi che adesso noi andremo a conoscere. Esatto. Banda musicale La Piobesina, siamo con il direttore che si chiama Cristiano. E lei che figura ha? Lei è la nostra madrina, la nostra fantastica madrina, anche colorita, che ci accompagna in tutte le nostre... Come si chiama questa madrina? Rinalda. Allora, ragazzi, state per iniziare questo pomeriggio, anzi questa mattinata musicale. Come si prepara una banda per effettuare la sfilata? Allora, la banda prima di tutto è un grande impegno, bisogna trovarsi settimanalmente per provare tutti insieme, fare musica d'insieme, e poi c'è un direttivo, un'organizzazione dietro che serve appunto per gestire tutta la... Quando è nata questa banda? Nel 1846. 1846. Festeggiato i 150 anni. Quanta musica è uscita, eh? Adesso abbiamo tantissimi giovani che sono entrati a far parte della banda, siamo un gran gruppo. Siete d'accordo se vado a conoscere un po' della vostra banda? Ma proprio così al brucio, senza interrompere la registrazione, vediamo un po'. Così, ma proprio... Vediamo un po', passiamo qui, ecco. Allora, andiamo a capire qua. Guarda come è concentrato, scusi. Buongiorno! Come sta ripassando il copione? Sto guardando quello che dovremmo poi suonare dopo. Come si chiama? Giovanni. Da quanto tempo in banda? Da molti anni, da 52 anni penso. Mamma mia, 52 anni! Senta, salve. Sole, occhiali. Cosa suona lei? I piatti. Mi fa una suonata di piatto così? Dopo. Ma così per noi, ma in singola. Così mi risveglio anche un po'. Mi dia una bella bottarella qua nelle orecchie. Dai, sì, che poi vi faccio partire. Una bella bottarella, un mi bemolle. Un mi bemolle in fa minore. Esatto, un mi bemolle in fa minore. Tengo sì. Prova, 1, 2. Ah no, ho sbagliato. Forte, sì, dai, sì. Ragazzi, applauso, bravo, bravissimo. Questo preferisce quello? Facciamo cambio. Io faccio la trasmissione con questo, lei con questo. Va bene? Arrivederci. Da quanti anni è che fa il fall? Da quanti anni è che fa il fall? Da pochi, ma pertanto ancora. Dai, vado a prendere un po' di donne qui perché... Oh, guarda come scappa! Come scappa qua con questo... Dove... Salve. Lei che mi suona il sax, è pronta per questa giornata qui a Bibbiana? Prontissima. Come si chiami? Danila. Da quanto tempo in banda? 40 anni. Cos'è per te suonare insieme a tutti questi amici? È vita, è gioia, è soddisfazione, allegria, è tutto. Allora ragazzi, vita, gioia, soddisfazione ed allegria. Adesso non vado oltre, anche perché sono tutti prontissimi per andare a suonare, ma apriamo una piccola parentesi perché oltre la banda abbiamo anche le Majorette. Lei viste, già che lei viste, su un pibele che ti... Wow, ragazze, siete splendide! Allora, facciamo una carrellata di nomi. Chiara, Andrea, Martina, Erika, Miriam. Dietro di voi ci sono due che si nascondono proprio...
Venite qua. Da quanto tempo in banda? Sì, da quanto tempo in Majorette? 9 anni. Cioè sei nata a Majorette? Sei nata, avevi già la... 5. 10. Cos'è per te fare la Majorette? Oddio. Questa domanda me l'ha scritta Marzullo ieri sera, per quello che te la faccio. Io faccio la Majorette quando sono piccola, quindi diciamo che è sempre stata parte di me, non saprei neanche dare una definizione in realtà. Cosa provi quando sfili? Felicità. Ragazze, qua c'è un livello di timidezza altissimo, quindi vi faccio andare ad esibire, anche perché la temperatura è quello che è, se sto ancora un po' qua con le mani così gelo. Quindi buona sfilata, buona musica e buon divertimento. Ciao, mi fate un bel saluto in camera tutte insieme? Wow! Sono i friggi frittelle più famosi d'Italia, probabilmente più televisivi, perché tutte le volte che vengo a Bibbiana porta bene, visto che sono qui arriva il sole, porta bene andare a trovare le nostre amiche che friggono. Ciao, vi sono mancato? Quanto ti sono mancato? Ti sono mancato? Tanto, tantissimo. Dammi un basin. Oh, brava, dammi un basin. Siamo pronti per friggere tutto il giorno? Siamo pronti per friggere? Sì, guarda, un'attività assoluta. Tutti belli grintosi, vabbè, come direbbe il mio amico cinese Megaudan Tlebale, e me ne vado. Ciao ragazzi, buon lavoro, buon lavoro, ciao, grazie. Signori, buongiorno, con chi ho il piacere di parlare? Con Andrea E Delia. Cosa avete di bello qui davanti? L'azienda si chiama Barbalbero di Martignana Po. Abitiamo sulle montagne di Martignana, in una borgata che era disabitata. Facciamo agricoltura biodinamica, la vera agricoltura biodinamica, quella che Steiner ha definito nel 1924. Abbiamo un po' di compost di mirtilli e di mele, varietà antiche di mele, e abbiamo soprattutto prodotti dell'alveare, perché il grosso nostro sono le arnie. Ma che spettacolo ragazzi, ma senti, io vedo qua dei bastoncini per l'assaggio. Te li possiamo far assaggiare, ovviamente. No, hai detto una parola sbagliata. Il possiamo. Dobbiamo. Dovete. Anche perché... Allora, posso fare io? Posso... Anche perché ti devo raccontare una cosa. Io prima di iniziare a fare televisione, il miele non potevo neanche annusarlo. Poi a forza di fare questo lavoro dove assaggi, adesso lo amo. Ma pensa a te com'ero, perché probabilmente... No, ma la mia mamma da piccino me l'aveva... Sai cos'è? Inserito a forza, quindi questo è miele di? Questo qua è miele millefiori del bosco di Borgata Ostana, perché nella biodinamica noi tendiamo a identificare i millefiori con il luogo dove vengono fatti, e noi abitiamo a Borgata Ostana, quindi questo miele, se ti piace, lo trovi solo da noi, perché già 1 chilometro più sotto è già diverso. Ragazzi, questo miele è stupendo, complimenti per tutto ciò che fate, buonissimo. No, lui ha detto, lui è... Lascio a te. Grazie, buona domenica. Nell'ultima intervista mi hai dato un salame spettacolare, poi ho assaggiato del lardo alle erbette fatto da voi. Adesso però mi incuriosisce. Raccontaci qualcosa di questa toma. Ma questa toma qua è una toma d'alpeggio. La mocetta. La mocetta è di? Di vitello. Assaggiamo la mocetta di vitello. Di mio papà, che ha lavorato 5 anni in Val d'Aosta e ha imparato il procedimento e quant'altro. Super. In Val d'Aosta la fanno di camoscio, di cervo, di quegli animali lì. Noi l'abbiamo, diciamo, adattata, bravissimo, sul vitello.
Ragazzi, macelleria qua Viviana, come si chiama già macelleria? Valerio. Da Valerio, prodotti pazzeschi, pazzeschi, grazie Valerio, ormai porta bene, io vengo qui e mangio. Buongiorno, scusa, ma tu hai la stufetta qua dietro, credevo fossi in meditazione, invece no, hai la stufetta. Una domanda, sono stato colpito da ciò che hai davanti, ma sono cose che fai tu? Sicuramente, sì, faccio io tutto io, è la mia passione. Vabbè Fabrizio, facciamo una carrellata su questi prodotti, su queste creazioni, addirittura un presepe all'interno di una scarpa. Ma complimenti, bellissimo, bellissimo. Come ti chiami? Enrico. Che bel nome. Allora, già con questo nome è normale che uno all'interno abbia una vena artistica. Bravo Enrico, complimenti. Da un Enrico che fa un complimento a Enrico, che fa un ringraziamento a Enrico. Grazie. Mi siedo qua. Cosa abbiamo qui davanti? Vieni qua. Sono tutti oggetti in resina creati da me, ovviamente. Pensiero diverso dal solito. Uso anche dei fiori veri pressati. Cosa ti ispiri per creare? Cioè anche questi? Sì. Bellissimi. Sì, sono fatti con stampi apposta in silicone. Come ti chiami? Marina. Come si chiama la tua ditta, chiamiamola, o comunque hai un sito dove possiamo andare a curiosare? Marina Resin Art. Marina Resin Art, guarda che bello. Brava! Grazie. Mi alzo, se no, a una certa età me ne approfitto per stare seduto un attimo, però. Qua Fabri, siamo nei conti qua. Buongiorno a tutti, stavamo facendo i conti, Mille dalla resta, palla resta. Cosa abbiamo qui davanti? Con chi posso parlare? Uno, con lei. Cosa abbiamo qui davanti? Allora, qua abbiamo cucito creativo, decoupage, pittura, abbiamo un po' di tutto. Speriamo che vada bene. Certo, cos'è per te il Natale? Queste domande sono domande a bruciapelo. Cos'è per te il Natale? Vai. È magia. Magia, la parola usata qui è magia. Mi piace, brava. Eccolo qua il mio artista, uno dei miei artisti preferiti, perché tu hai un'arte nelle mani, ma soprattutto nell'inventare cose fatte in legno. Se no non vendi più. Bisogna cambiare, se non cambi stai fregato. Fammi vedere un po' le novità di quest'anno, vai. Quest'anno più che novità abbiamo queste qua che vanno a gonfie vele. La sedia per i bimbi da contenitore, mettono i giochini dentro e fuori si siedono e tutto. Bello, bravo! E poi ho fatto un po' di portascotters, e poi ho fatto un po' di portatovaglioli e adesso devo trovare fuori qualcosa di nuovo. E ricordiamo che tutto il ricavato di ricordami il tuo nome? Elvino Benek. Tutto il ricavato delle sue creazioni dove va? In Bangladesh per beneficenza. Questo è straordinario. Tutto completo. Metti la tua arte a disposizione di chi ne ha di sicuro più bisogno. Sì, sia l'arte che anche tutto il legno, tutta quella roba lì non... Bravo Elvino! Non lo faccio pagare. Questo è bellissimo, bellissimo. Bravo Elvino, grazie. Mi racconti cosa abbiamo qui? Abbiamo un piccolo artigianato, pezzettini che faccio io. Da quanto tempo? Una trentina d'anni. 30 anni che costruisci queste case, queste baite di montagna, in scala 1 a... 1 a tanto. 1 a tanto. 1 a tantissimo. A fantasia. Sono proprio belle. Pietra di Luserna? No, pietre della Val Germanasca. Come mai? Più comodo da lavorare. È più dura la pietra di Luserna. Come pietra di Luserna uso le basi, okay. E poi queste sono scaglie che trovo su in montagna. In montagna, uno gnomo, 2 gnomi, 3 gnomi, 4 gnomi fatti da... Mia cognata. Ma fatti da te dovevi dirmi, non mia cognata. No, prenditi... Io faccio i bijou. Tu fai i bijou. Sì, tutti quelli davanti. Musica, no, quelli davanti. Tutti i bijou lì davanti. La cognata fa gli gnomi, invece. La cognata fa gli gnomi. Insomma, ragazze, una domanda a bruciapelo. Dai. Cos'è per te il Natale? Veloce.
Stare tutti insieme con la famiglia e godersi i momenti di riposo. Bene, grazie, ciao. Buongiorno, ciao, come ti chiami? Nicole K. Nicole, senti, passando qui davanti mi ha incuriosito. Cos'è il karité? Allora, il karité è un burro. Qui tu fai le saponette con 4 argille karité. Raccontami come nasce quella saponetta. Allora, non le faccio io, ma le fa una ragazza che si chiama, il suo sito è Hocus Pocus, si può trovare su Facebook e su Instagram. Le fa lei a casa tutte queste cose, anche i cuoricini. Che bello. Le scambiano tutti per caramelle, in realtà sono essenze solide. Quindi cosa se ne fa? Sono ambienti. Lo appoggi lì? Per esempio si mettono in un bruciessenze, con una candela sotto si mettono 3 cuoricini. Magari noi per adesso abbiamo scelto ananas e cocco. Arriva proprio un profumo stupendo. E poi man mano sciolgono e profumano l'ambiente. Può essere anche un bel regalo di Natale, vero? Infatti ci sono le box. Bello. E poi adesso edizione speciale, oltre che lavanda e limone, ci sono anche alla vaniglia, però rosse. Senti, una domanda. Quanti anni hai? 11. Hai mai... Devi farne d'oggi, ma soprattutto tu della vita di fare la venditrice. Ma sei bravissima, anzi, hai mai condotto una trasmissione? Allora, adesso ti lascio il microfono, devi lanciarmi la pubblicità. Quindi guardare in camera e dire: signori e signori, adesso arriva la pubblicità, non cambiate canale, inventa qualcosa. Io me ne vado proprio, tutto per te la scena. Vai. Signore e signori, adesso arriva pubblicità. Buongiorno, scusa, sono venuto a portarvi il caldo, esatto, mi hai preso per un boiler, grazie. Vabbè, la signora mi ha preso per un boiler. Raccontateci qualcosa di cosa abbiamo qui davanti. Allora, sono tutte cose fatte artigianalmente da noi. Io mi occupo di queste cose qua, di cucito, le borse, lui si occupa della resina, degli orologi in resina, dei ciondoli in resina. Siete una coppia? Sì. Da quanto tempo? 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo. Lei ha conquistato te o tu hai conquistato lei? Questa risata è tutto un programma. Diciamo tutte e due, dai. Tutte e due? Beh, dimmi come ti ha conquistata, vai. Cosa ti piace di lui? È la persona perfetta per me. Come deve essere la persona perfetta per te? Ci capiamo al volo. Anche perché lavorando insieme o vi capite al volo o vi scornate tutto il giorno. Quindi ragazzi, grazie. Miele, prodotti dell'alveare, l'apicoltura, la rocca. Perché mi indichi lui? È lui che habla. Tu quiere hablar conmigo? Certo, lei è il capo però. Lei è il capo, quindi ti comanda e parli tu. Mi sembra giusto. Dai, ho costo zero. Sì, comodo così. Tipo stagista, sì. Stagista? Senti un po', raccontami qualcosa dei tuoi prodotti della tua azienda. Noi siamo a Cavour e giriamo qua nella zona con le api, da Torre Pellice a Bagnolo a Bibbiana. E le nocciole le abbiamo a Cavour. Siamo una piccola realtà, stiamo provando a vendere qualcosa. Parliamo di miele al tiglio. Il miele al tiglio lo facciamo a Torre Pellice a 1000 metri. Ormai non c'è più nessuno che va su in quei boschi, ci siamo solo più noi e il pastore. Voi pastore e funghi? E funghi. Però i funghi non sappiamo dove si trovano. Sì. Ogni tanto vedo qualcuno che li ama, non so dove li raccolgono. Dicono tutti così. 3, 2, 1. Sono qui con questi bimbi che si chiamano, come ti chiami? Celeste Isotta. E tu? Mattias. So che siete qui perché volete fare un augurio di buon Natale e un saluto alla nonna. Quindi adesso guardate in camera, dite buon Natale nonna, ciao, ok, ci pensi tu? Vai, tu buon Natale, tu ciao, va bene? Vai. Buon Natale. Come si chiama la nonna? Margherita. Natale Margherita, è un bel saluto alla nonna. Ciao. Partiamo con l'intervista a questa. Perché no? Perché non so che cosa dirvi. Ci dica buon Natale. Ah sì, senz'altro, buon Natale e anche buon anno, così mi anticipo. Buongiorno, come state? Perché a Natale siamo tutti più buoni. E soprattutto Natale vuol dire amore.
Voi siete innamorati da quanto tempo? 35 anni, Quindi, quindi 37. quindi adesso evidenziamo il vostro amore con un bacio sotto il vischio. Bello, bellissimo. La signora mi ha detto che ha avuto una brutta esperienza con Enrico Peiretti. Ripeti un po'? L'anno scorso avete chiesto a mia figlia qual è la tua canzone di Natale preferita e lei ha detto ma non ne ho canzoni di Natale preferite. E allora qual è la tua canzone preferita in generale? Ma a me piace Masini, Bella stronza è la mia preferita. A chi la dedichi? E lei l'ha dedicata a me che sono sua madre. Cioè, e siamo andati. Vieni qua, vieni qua. No, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Adesso hai la possibilità di rifarti. Quindi rifacciamo, cioè andiamo indietro, il Natale 2022. Cioè andresti sempre peggiorando. Quindi adesso cosa ascolti a distanza di un anno? No, adesso non niente, cioè sempre quelle. Sempre quelle, Masini. Beh, palese. Bella stronza di Masini, però. Ma no. Così facciamo un passo avanti. Là. Mi piace questo rapporto. Poi a Natale siamo tutti più buoni. Quindi. Mi ami in fondo. Ma tu sei fidanzata? Sì. Tuo fidanzato è qua? No. Dov'è? A casa. Te credo. Va bene, grazie. Arrivederci. E te credo. Ma quanto ha? 2 mesi. No, dico. Ma che. Aspetta, ma non è che. Hanno 2 mesi. 2 mesi. Ma 2 ciao. mesi al 7. Ma che belli. Come già? Ecco. Chi è Tobia, chi è Romeo? Allora, Tobia è questo, e Romeo è questo più scuro. Ma sono meravigliosi. Ciao cucciolotti. Siamo proprio belli. Sono belli. L'incontro tra un bambino e Babbo Natale è sempre poesia. Nicolino, cosa vuoi dire a Babbo Natale? Niente. Come niente? Ti piace Babbo Natale? Sì. Allora, Babbo Natale, cosa vuoi dire a Nico? Io dico continua a crescere bene e ci devi crescere comunque credendo sempre di essere un bravo bambino. C'è già talmente tanta gente in questo mondo che è cattiva e brutta. I tuoi genitori ti insegnano bene, cresci proprio con onestà e serietà, è la cosa più bella. Nicolino, facciamo una sorpresa alla nonna. Augura buon Natale alla nonna guardando la telecamera, vai. Buon Natale, nonna. A tutte le nonne, quindi di il nome di una e il nome dell'altra, vai. Buon Natale, nonna Sissi. Buon Natale, nonna Mara. Auguroni, buon Natale. Che sia un Natale veramente sereno, speriamo quest'anno. Il Natale è pace, il Natale è armonia, ma soprattutto il Natale ha amore e porta molta fortuna a Natale darsi un bacio sotto il vischio. No, ma non va bene, non funziona così. Sì, un bacio sotto il vischio. Timida. Io lo do, ma tu tagli. Ma cos'è quella roba lì? Ma cos'è? Ma mi si è che seccato il vischio. Ragazzi, dai, fatelo bene. Ma no, ma come? Trovo uno più bella per Marco. Vieni Marco, andiamo, vieni. Abbiamo cambiato trasmissione. Ciao. Cambiamo trasmissione. Sto bel ragazzo cerca fidanzata. Signora, questo bel ragazzo è single. Le può? No? Il marito ne è d'accordo? Signori, buongiorno. Come andiamo? Bene. Da dove venite? Da lontano, il paese qua a fianco. Il paese a fianco. Il Natale cos'è per voi? Natale è una ricorrenza religiosa e anche un'occasione per magari trovare delle persone che non si vedono da molto tempo. Parliamo di usanze. Voi come siete messi con le usanze natalizie? Usanze natalizie? Semplice. Adesso guardate in camera. Io adesso vi metto il vischio sotto di voi e cosa succede? Cosa succede? Cosa si fa sotto il vischio? Quindi? Oh, che bello! Auguri, buone feste. Siamo qui con... Eccomi, siamo Luca. Lorena. Luca e Lorena, parliamo del Natale, no? Natale cos'è per te? Natale è mancanza, nel mio caso. Ero così tanto felice, però Io ho appena scritto una canzone su questo, quindi ti posso davvero capire. E per te? Mangiare e bere. Mangiare bene, ma parliamo di usanze, vediamo un po' se siete ferri sull'usanza. Facciamo così, se io vi metto il vischio sopra di voi, cosa succede? Certo. Fantastico. Una domanda, siete una coppia?
Sì. Perché non sapevo, ha avuto un attimo di titubanza, non me lo ricordo. Ma no, parliamo di usanze di Natale. Venite vicino a me, venite vicino, guardate la telecamera. Attenzione al mio 3, se io metto il vischio cosa succede di solito? Di solito ci si avvicina. Poi? Belli che siete, bravi. Sì, cosa abbiamo di bello qua? Innanzitutto come vi chiamate? Io sono Elisa. Io sono Loris. Elisa e Loris, cosa abbiamo di bello? Abbiamo i nostri prodotti artigianali che sono praticamente succhi artigianali, composti artigianali con la frutta coltivata da noi secondo natura. Wow! Quindi in modo naturale. Abbiamo il nostro miele grezzo, il polline delle nostre apine e un po' di candela in pura cera d'api. Spettacolare! Avete anche un sito internet? No, il sito internet non ce l'abbiamo. Facebook? Abbiamo Facebook e Instagram. Siete una coppia? Sì. Da quanto tempo? 7 anni. Ah, quindi siete già una coppia da tanto, cioè siete nati insieme praticamente. Insieme. Avete già anche un bimbo! E allora festeggiamo l'amore. Sapete come? È il vostro momento. Ragazzi, il Natale sotto il vischio che si fa? Oh raga, il Natale sotto il vischio non è che ve lo posso dare io, Si fa un bacino, forza! Non è complicato. Che bella sta puntata, quanto amore e quanti baci stiamo trasmettendo. Grazie ragazzi, ciao! Hai visto che bello che è Loris Gallo? Sì. Simpatico, c'è il Babbo Natale che butta fuori le bolle di Natale. Loris, cosa... Ciao a tutti. Facci un po' un tuo pensiero su questo Natale 2023. Ma un pensiero, è appena iniziato, no? Il periodo natalizio. Speriamo che sia, sperare che sia un bel Natale è scontato. Speriamo che sia un Natale come una volta. Cosa vuol dire per te fare ridere un bambino? O comunque dare un momento di gioia a un bambino, anche non un bambino? Certo, no, è un po' la missione del mio e del nostro lavoro, no? Vuol dire tanto, vuol dire tutto, perché in un momento poi come stiamo vivendo in questo periodo a livello internazionale, mondiale, portare il sorriso è una cosa importante, secondo me è una cura. Quindi quando vedo delle bambine, delle ragazzine che mi ringraziano come loro, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro e sono soddisfatto, e quindi è un incentivo a fare sempre di più per portare il sorriso 365 giorni l'anno, giorno e notte, da 0 a 120 anni, solo se accompagnata dai genitori però. Ma che bella questa cosa! Allora, tu sei un personaggio della concorrenza di Telecupole, io sono un personaggio di Rete7, a Natale siamo tutti più buoni e ci baciamo sotto il vischio. No, ma scusa, no, buono va bene? Bacio sulla guancia! Va bene, va. Sparaci un pensiero sul Natale. L'hai scritta letterina? Sì, l'ho scritta. Cosa hai scritto sulla letterina? Ho scritto che al Babbo Natale che volevo lo zaino di Stitch. Wow! L'astuccio di Stitch. Tutto di Stitch. Ma scusami, se tu hai lo zaino e l'astuccio di Stitch e poi Stitch non ha più né lo zaino né l'astuccio. Non ho capito. Se tu prendi lo zaino e l'astuccio a Stitch, povero Stitch non ha più l'astuccio e neanche lo zaino. No. Ah no? No, perché lo zaino e l'astuccio è con Stitch disegnato. Ah, è un personaggio. Ah, non è un vostro compagno di scuola che si chiama Stitch e ne portate via lo zaino e l'astuccio. Chiedo scusa, ho sbagliato. E poi dei giochi. Ho sbagliato, chiedo scusa. Ciao. Nome? Miriam. Luca. Come ti chiami, signorina? Elena. L'hai scritta la letterina Babbo Natale? Non ancora? Vedo qua che insomma tra un po' non sarete più in 3 ma sarete in 4. Bellissima questa cosa. Cos'è per te il Natale? Cos'è per te il Natale? Stare con la famiglia, una bella festività per i bambini. Parliamo di usanze. Guardate in camera. Vediamo un po' se siete ferrei, giusto regia? Ferrati sulle usanze. Vediamo un po'. Basta un gesto per... Se io metto il vischio lì sopra? Sì! Grazie. Io voglio fare una domanda a questo signorino che si chiama... Tommaso. L'hai già scritta letterina Babbo Natale? No. Come mai no? Sì, l'hai scritta. Cosa hai scritto? Possiamo dirlo qua alle telecamere? Cosa hai scritto? Cosa hai chiesto, babbo? Una maglia di... Del Piero. No, della Juve Però azzeccato. di
Chiesa. Di Federico Chiesa. Quindi facciamo un saluto a Federico Chiesa. Ciao Federico. Ciao. Parliamo invece col papà che si chiama Dennis. Come sei messo sul Natale? Quanto ne sai di Natale? Più mia moglie che ne sa. Moglie, venga vicino, venga vicino. Vediamo se la moglie ne sa davvero del Natale. Vediamo se la moglie ne sa davvero, perché parliamo di usanze. Basta un gesto per capirlo. No, vabbè, a me lo dai. Cioè, grazie. Cos'è il Natale per te? Un bel momento da passare in famiglia. Fino lì. Ma parliamo di usanze, Se io ti faccio vedere questo, cosa ti ricorda? Capito? Il vischio. Quindi? Sotto il vischio. Cosa si fa? Si dà un bacio. A me no, però c'è tua moglie lì, quindi io quasi quasi. La chiami tu, lo chiamo io. Vieni. Dai ragazzi, dai. Che? Oh, che cari, sotto il vischio in TV. Cosa volete di più? Grazie. In italiano si dice buon Natale, no? Happy Christmas. In cinese, come si dice? Vedi, aiuta, l'aiuto a casa. 新年快乐，你跟他说新年快乐。新年快乐。 Aiutami. Aiutami. 新年快乐。 Shenyen Kwailo. Sono quasi, ma sei molto bravo. Bravo, sono stato bravo. Grazie. Mi fate un saluto in camera. Ciao. Lo sai che non posso non venire da te. Ciao, come stai? Bene, grazie. Ti chiami? Deborah. Deborah. Senti Deborah, una domanda, ma lui è il tuo fidanzato? Sì, esatto. Come si chiama? Luca. Luca, vieni qua un attimo, va. Luca, Deborah, ti chiedo se puoi alzarti innanzitutto per raccontarci perché sei qua. Allora, sono qua oggi perché noi abbiamo un'attività, facciamo gli sgomberi delle case e quindi tutto quello che la gente butterebbe noi gli diamo una nuova vita e lo rivendiamo a prezzi modici e quindi la gente può comprarla. Bellissimo. Sta ritornando un po' la cosa dell'usato, del riacquistare, riciclare le cose. Una cosa che di sicuro non si cancellerà mai è l'usanza del Natale. Voi come siete messi? Ne sapete qualcosa di usanze, di tradizioni soprattutto? Vabbè, io vi metto alla prova subito, proprio subito. Vai, ciao. Perfetto, beh, bravi. Ma era la prova superata. Ma sai, non è poi mica da tutti, Ciao ragazzi. Più vicino, avvicinatevi, passatemi leggermente davanti. Avvicinatevi, è il vostro momento. Come no? Sotto il vischio porta fortuna, Malan! Bravo, sì. bravo. Ma cosa bravo? No, non lo metto. No, non lo mettiamo in televisione. Mi lanci la pubblicità? Che pubblicità? Che pubblicità? La mia pubblicità che dice? Guarda, adesso arriva la pubblicità. Guardate Casa Peire. Soprattutto, ma adesso pubblicità, vai. È pubblicità, così. Guarda la camera e dici pubblicità, vai. Pubblicità. Bravo. Siamo qui con Ivana, Manuela e Kim. Ciao Kim! Allora, cosa vogliamo dire di questo Natale, Kim? È il tuo primo Natale probabilmente, vero? Sì. Cosa fate di qua? Cioè, cosa fate qua di bello, ragazza? Ma noi siamo venuti a provare questa nuova esperienza della vendita, dei mercatini di Natale, vediamo un po', ci stiamo già divertendo comunque. L'importante è questo, divertirsi. Cos'è per te il Natale? Per me è felicità, gioia e soprattutto pace in famiglia. Vogliamo lanciare un messaggio ai nostri amici a casa, un messaggio di Natale? Venite a trovarci, condividere innanzitutto il Natale, farci gli auguri e perché no, magari acquistare qualcosa per le feste di Natale. Adesso Kim, siamo io e te protagonisti. Ormai si sa che a Natale porta bene baciarsi sotto il vischio, vai? Ciao Kim! Signori, buongiorno, da dove venite? Da Torino. Da Torino, qui per i mercatini di Natale a Bibbiano. Per i mercatini di Natale e per Nemei. Siete una coppia? No, non siamo amici. Solo amici?
Quindi se io vi metto il vischio in mezzo non succede niente? Non succede niente. Siamo sicuri? Siamo sicuri. Ma vabbè. Però pensierino. No, niente. Viva l'amicizia. Stai chiamando me? Non posso risponderti perché sono davanti alla televisione, ma stai chiamando me? No. Non sai. Ma una domanda. Cioè, vi state chiamando a vicenda o possiamo. La figlia, ma è qua siete due coppie? Sì. Tu stai con Elisa. Tu ti chiami? Fabio. Fabio e Elisa, posso chiedervi una cosa a voi? Vieni qua vicino, poi mandi messaggio a chi vuoi. Parliamo delle tradizioni di Natale, che sono importanti, giusto? Sì, certo. Perché il Natale soprattutto vuol dire Amare. vuol dire volersi bene. Parliamo di tradizioni, vediamo se siete svelti e soprattutto veloci. Pronti? Siete pronti? Dovete capire ciò che voglio in questo momento in un secondo. Pronti? 3, 2, 1. Dai, forza! Ole! Che bello, grazie ragazzi. Aspetta che arrivo io, ma aspetta un secondo, anche no. Niente, no, perché io lo so, lui prende tutte le occasioni, anche noi, giù, lingua in bocca. Aspetta che arrivo, facciamo le cose bene. Passo dietro, ok? Oh! Come l'hai conquistata? Ballando. Ballando, quindi è un bravo ballerino. Se dicevi no era bellissimo. No, però ballando. Da quanto tempo state insieme? 20. 20 anni insieme. Bianchi, barba bianca. Chi è che sopporta di più l'altro? Dai che è il vostro momento. Forza! Io devo dare. Lei è il capo, ma io devo dire grazie a questi due ragazzi perché adesso mi vedete così, però stamattina faceva molto più freddo e senza questo mio amico che si chiama Luca mi ha imprestato i suoi guanti, quindi grazie Luca. Vogliamo raccontare un po' di cosa abbiamo davanti? È un banco completamente di Natale, perché a noi piace il Natale. Parliamo di tradizioni di Natale, come siete messi con le tradizioni di Natale? Io malissimo, io sono tipo un Grinch, quindi... Tu sei un Grinch? A me non piace per niente. Tu? A me piace molto. Allora vediamo se vince la parte Grinch o la parte natalizia. Siete pronti? Vediamo cosa succede. Tradizione numero 1. Bellissimo. Nome. Noemi. Di solito sono io che faccio i scherzi in giro. Questa volta no, non è uno scherzo. Scherzo. Noemi. Cos'è per te il Natale? Non lo so, cioè è bellissimo, è una cosa... non lo so. È scritta la letterina a Babbo Natale? Non ancora. Ma la scriverai? Penso di sì. Cosa vorresti sotto l'albero? Di materiale niente, solo più felicità. Credo che con questa battuta, anzi con questa frase di materiale niente, ma solo felicità, posso chiudere in bellezza questo speciale di Bibbiana. Quindi da Noemi ed Enrico Peiretti, grazie ragazzi. Io non posso dire nient'altro di più di un grazie e non cambiate mai questo pensiero perché è importantissimo. Ciao. Se volete rivedere questa puntata 21:30 canale 83 Video Nord, 4 e un quarto di questa notte su Rete 7, da domani cercateci su YouTube. Ciao.